Con la ripresa delle lezioni a settembre, gli studenti che si ammaleranno di Covid non potranno più fare ricorso alla DAD come è stato negli ultimi 3 anni di scuola. La normativa speciale per il contesto scolastico legata al Covid che consentiva questa modalità cesse i propri effetti con la conclusione dell'anno scolastico 2021-22. Spiega il ministro dell'istruzione in un vademecum inviato alle scuole con le principali indicazioni in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2022-2023. Nelle scuole potranno attivare automaticamente la didattica digitale integrata. È scritto in modo esplicito: i positivi non devono fare la didattica digitale integrata, le scuole dunque non la faranno. Ai genitori che lo chiederanno si potrà dire ovviamente che c'è una disposizione del Ministero. Il genitore può impugnare la decisione del Ministero dell'Istruzione se lo ritiene, ma il dirigente scolastico esegue quello che il Dicastero decide. La scuola non ha autonomia decisionale sotto questo aspetto. A scuola si potrà andare anche se raffreddati, ma i sintomi respiratori devono essere di lieve entità e le condizioni generali buone e senza febbre. In tal caso bisogna indossare la mascherina FFP2, prevede la nota del Ministero. Le mascherine sono previste anche per gli alunni e per tutto il personale fragile in possesso della certificazione necessaria. In tal caso la dotazione di FFP2 e di dispositivi per gli occhi arriverà dalla stessa scuola. Anche il personale che vuole proteggersi potrà usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e strumenti per la protezione degli occhi. La mascherina quindi non è più obbligatoria, tranne che per gli studenti e il personale scolastico a rischio. Non è più neanche prevista la misurazione della temperatura all'ingresso, ma qualora in classe emergesse che qualcuno tra il personale scolastico e gli studenti presenta sintomi indicativi di infezione, deve essere ospitato nella stanza dedicata o nell'area di isolamento appositamente predisposta e nel caso di bambini o alunni minorenni devono essere avvisati i genitori. Per il rientro a scuola dei casi confermati è necessario l'esito del test molecolare o antigenico. Il documento prevede inoltre che la permanenza a scuola degli alunni non sia consentita nei casi di sintomatologia compatibile con il Covid, temperatura corporea superiore a 37,5 gradi, test per il Covid positivo. Il Ministero raccomanda la sanificazione ordinaria periodica dei locali che deve essere straordinaria e tempestiva in presenza di uno o più casi confermati e ricambio frequente d'aria.